di Venezia al suo nuovo Consiglio metropolitano. Poco dopo mezzogiorno si è concluso lo spoglio delle schede che era cominciato alle 8 del mattino. Le urne hanno dato il loro verdetto consegnando ai verbali i nomi dei 18 neoconsiglieri. 11 fanno parte della lista numero 1, le Città di Venezia di centrodestra, contrassegno fucsia, colore caro a Brugnaro, che ha ottenuto 47.907 voti ponderati. Gli eletti sono Massimo Sensini, Massimo Calzavara, Alessio De Rossi, Marta Locatelli, Giorgia Pea, Giuseppe Casson, Savelio Centenaro, Giorgio Babato, Valerio Zoggia, Amedeo Bernello e Giovanni Battista Mestriner. 6 invece i consiglieri eletti nelle file della lista numero 2 di centrosinistra, Insieme per la Città Metropolitana, contrassegno arancione, con 29.568 voti ponderati. Siederanno in consiglio Alessandro Quaresimin, Alberto Polo, Andrea Cereser, Pasqualino Codognotto, Nicola Pellicani e Andrea Ferrazzi. Infine 18ª poltrona Flavio Berton, l'unico eletto della lista numero 3 del Movimento 5 Stelle, con poco più di 8.000 voti ponderati. Grande la soddisfazione per la macchina organizzativa dell'elezione, gestita tutta internamente dal personale dell'ex provincia di Venezia. Direi che è stato un buon successo, vuol dire che tra gli amministratori c'è stata la percezione di quello che è la novità che sta portando la città metropolitana nell'organizzazione del territorio. I neoeletti si riuniranno per la prima volta nel pomeriggio di lunedì 31 agosto, data nella quale si terrà la prima seduta del Consiglio metropolitano. Adesso